del Premier e i truffati dalle banche. 17 associazioni su 19 danno l'ok alla linea del ministro Tria, rimborsi automatici ai clienti con reddito fino a 35.000 euro, patrimonio fino a 100.000 euro, sono il 90% dei truffati. E sul fronte giudiziario sono attese novità nelle prossime ore dalla Procura di Treviso, che ha chiuso le indagini su Veneto Banca, probabili modifiche significative a capi di imputazione e indagati. Focolaio di TBC, come annunciato sabato al Palasport di Mota, l'USL 2 ha deciso di sottoporre al test Mantoux anche alunni e personale scolastico usciti dalla scuola elementare nel 2017, screening per un centinaio di persone. Nella notte cedono in tonaco i calcinacci al Duca degli Abruzzi a Treviso, i vigili del fuoco delimitano l'area interessata e immediato l'intervento della provincia. Classifica dei governatori più amati d'Italia stilata dal Sole 24 Ore, Luca Zaia si conferma al vertice e le prime 3 posizioni sono in mano alla Lega con Fedriga e Fontana. Dipendenza da gioco d'azzardo, parte dal Trevigiano un disegno di legge per regolamentare a livello nazionale l'installazione di slot machine e videopoker. Senza tensioni, malgrado le polemiche della vigilia sulla presenza di gruppi di estrema destra, la commemorazione del bombardamento del 7 aprile 1944 ieri in città. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei telegiornali di Antenna 3. Dunque in primo piano lo avete sentito, il crack delle popolari, perché oggi c'è stato un vertice a Palazzo Chigi a Roma tra il Premier Giuseppe Conte e i truffati dalle banche. Bene, 17 associazioni su 19 hanno accolto la linea del ministro Tria, rimborsi automatici ai clienti con reddito fino a 35.000 euro o patrimonio fino a 100.000 euro. I dettagli nel nostro servizio d'apertura. Questo fondo potrà salvare il Nord-Est e tutta l'Italia. Questo fondo potrà salvare il Nord-Est e l'Italia. Sono da poco passate le 3 del pomeriggio quando un sorridente Patrizio Miatello dell'associazione Zellino Terzo da Onara esce dall'incontro con il Premier. Sono ore decisive. Oggi o si fa il fondo o si va a fondo. Le vittime del crack delle banche popolari restano col fiato sospeso, ma andiamo con ordine, riavvolgiamo il nastro e cominciamo dalla mattinata, una mattinata intensa. Il Premier Giuseppe Conte con il Ministro dell'Economia Giovanni Tria apre le porte di Palazzo Chigi alle associazioni dei risparmiatori. Ecco, siamo dentro a Palazzo Chigi, Sala Verde, stiamo aspettando il Premier e il Ministro Tria, siamo riuniti con tutte le associazioni e chissà che oggi sia il giorno che il fondo venga attuato. Nell'aria c'è profumo di speranza. Inizia il vertice. Il ministro Tria porta la sua soluzione. Sia l'arbitrato per distinguere chi risarcire, non gli speculatori ma i truffati. Un arbitrato però solo per i redditi oltre i 35.000 euro o i patrimoni immobiliari superiori ai 100.000 euro. In questo modo il ristoro sarà immediato e diretto per il 90% delle vittime del crack delle popolari, mentre il 10% verrà sottoposto a verifica. Dunque, la linea di Giovanni Tria oggi vince e permette di ridurre al massimo i conflitti con l'Europa, disinnescando il pericolo di ulteriori rinvii e risarcendo il maggior numero di risparmiatori in tempi brevi. Convincente, tanto che la proposta del governo viene approvata da 17 associazioni su 19. Ora la norma dovrebbe essere inserita nel decreto crescita e accompagnata a brevissimo dai decreti attuativi, per la gioia della grande maggioranza dei risparmiatori. È una soluzione eccezionale che fa sicuramente onore a questo governo del cambiamento. Pensiamo che nel giro di poco, quindi sarà un discorso tecnico di 20 giorni, 30 giorni, vedremo, il fondo potrà essere attuato, quindi siamo sicuri e fiduciosi che domani il fondo partirà. E questo è la dimostrazione e siamo convinti che questo fondo potrà salvare il Nord-Est e tutta l'Italia.
Ha vinto la linea dei truffati, così il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte a margine dell'inaugurazione del Museo del Design Triennale a Milano. Non c'è una linea Tria, una linea Conte o di Bruxelles, ha continuato il Premier, abbiamo fatto passi avanti, è una soluzione innovativa e vi sfido a trovarne una migliore negli Stati membri. Siccome non la vogliamo imporre, ha continuato sempre Conte, ho invitato le associazioni a fare una valutazione tranquilla e serena, se va bene si procede, se non va bene non si procede, ha concluso il Presidente del Consiglio. Sul fronte giudiziario del crack delle popolari venete sono attese novità nelle prossime ore dalla Procura di Treviso, che ha chiuso le indagini sul complesso caso di Veneto Banca. La Procura si appresta ora a notificare gli avvisi di chiusura indagini agli indagati, ma ci sarebbero state delle modifiche significative al fascicolo, sia relativamente ai capi di imputazione che agli indagati stessi. Da parte dei risparmiatori truffati ci sono molte aspettative anche in ambito giudiziario per vedere riconosciute le responsabilità di chi ha portato al tracollo dell'istituto di Montebelluna. Cambiamo pagina, torniamo a parlare del focolaio di tubercolosi. Tra domani e mercoledì un centinaio di persone, tra alunni e personale scolastico usciti dalla scuola elementare di Motta di Livenza nel 2017, saranno sottoposti al test Mantù in via precauzionale. Era già stata anticipata sabato durante l'incontro al Palasport di Motta per fare il punto sul focolaio TBC l'intenzione dell'ULSS 2 di sottoporre anche i ragazzi di seconda media, quindi quelli usciti dalla scuola elementare nel 2017 al test Mantù. Oggi è arrivata la conferma, tra domani e mercoledì un centinaio di persone tra studenti e personale scolastico non più in servizio nell'istituto saranno sottoposti allo screening. Martedì con lettura venerdì, perché la Mantù richiede 72 ore per la lettura, faremo questo passaggio e poi speriamo veramente di chiudere questa partita fino alla ripetizione dei test Mantù sui negativi nella prima tornata di valutazione, che è prevista, ricordo, il 20 di maggio. La decisione dell'ULSS 2 è stata presa per massima precauzione alla luce della positività alla Mantù di 2 studenti che quest'anno frequentano la prima media. Complessivamente sono 10 le persone colpite da tubercolosi, 8 alunni e 2 insegnanti, tra cui la maestra che i sanitari hanno identificato come caso indice, 36 invece coloro che sono risultati positivi allo screening. Quello di Motta è un focolaio particolare di TBC, ha evidenziato il professor Rezza dell'Istituto Superiore di Sanità e massimo esperto in materia presente sabato al Palasport. Intanto anche il ministro della Salute Giulia Grillo è intervenuta sul caso Motta, sottolineando che la situazione è sotto controllo e assolutamente circoscritta e che non c'è ragione di preoccupazioni irrazionali perché tutte le misure di controllo e prevenzione sono state tempestivamente attuate dall'ULSS e monitorate dall'Istituto Superiore di Sanità. Andiamo in centro a Treviso, al liceo Duca degli Abruzzi, dove nella notte ha ceduto una porzione di intonaco. I vigili del fuoco hanno delimitato l'area interessata e immediato il sopralluogo della provincia. I calcinacci a terra, la fascetta bianca e rossa dei vigili del fuoco che delimita il tratto di passerella che collega la scuola alla palestra, interessato dal cedimento di una porzione di intonaco. L'episodio al liceo Duca degli Abruzzi, essendo accaduto di notte nessuno si è fatto male, ma dalla scuola è partita subito la segnalazione alla provincia perché intervenga a stretto giro. I lavori sono fondamentali perché la sicurezza è più importante del rendimento scolastico, ha commentato la dirigente Piva. Pensiero condiviso dal numero 1 di Sant'Artemio Marconi, immediato il sopralluogo dei tecnici. Fortunatamente non hanno prodotto danni a persone e adesso interverremo per mettere in sicurezza. Sono già partiti i tecnici e partiremo con un intervento d'emergenza nel più breve tempo possibile. In settimana verosimilmente la questione sarà messa in sicurezza. L'edificio era stato oggetto di recente di una verifica, ma non erano emerse particolari problematiche. Il sospetto, che per ora non trova conferme, è che al cedimento possano aver contribuito le vibrazioni causate da un vicino cantiere. Al di là dell'episodio singolo c'è però un problema più generale che riguarda gli istituti superiori trevigiani. La provincia è stata dotata di risorse con questa finanziaria, ci stiamo attivando per intervenire in tutti quei casi che via via nel tempo, negli ultimi 5 anni, cioè da quando è intervenuta la Del Rio e non ci aveva sostanzialmente dato le risorse per fare la manutenzione ordinaria,
siamo intervenuti con la straordinaria e stiamo pianificando gli interventi un po' in tutte le scuole che verosimilmente verranno fatti durante le vacanze scolastiche. Nel frattempo, conclude Marcon, studenti, insegnanti e personale del Duca degli Abruzzi possono stare tranquilli. Il plesso è in sicurezza e laddove vi siano delle criticità le risolveremo. Chiedo di pazientare un po', è un disagio, è sicuro che è un disagio. Ci vuole un po' di pazienza. La politica, Luca Zaia si conferma il governatore più amato d'Italia, lo dice la classifica del Sole 24 Ore che lo incorona anche nel 2019 con un gradimento aumentato a doppia cifra rispetto alla sua elezione nel 2015. La Lega fa l'unplane ai primi 3 posti della classifica nazionale. Con un risultato come questo i veneti si aspettano operatività. 1 giugno 2015 Zaia fa il bis e stravince le regionali restando alla guida di Palazzo Balbi per un altro lustro. Un grazie ai veneti che 4 anni dopo si moltiplica perché rispetto a quel giorno il gradimento è, se possibile, aumentato ancora di più e non di poco. Chiedere per conferma all'istituto demoscopico Noto Sondaggi al quale il Sole 24 Ore si è rivolto per stilare il Governance Poll 2019, la classifica di gradimento dei presidenti di regione. Che Zaia sia al primo posto non è una novità, ma impressiona quel più 11,9% con il quale si assesta al 62% totale, più 11% rispetto al 2015. Primissimo posto, un incremento che lo rende irraggiungibile rispetto al secondo, il collega del Carroccio Massimiliano Federiga, alla guida del Friuli Venezia Giulia. Intanto questo risultato lo voglio condividere con la mia squadra, dall'altro penso che amministrare senza pensare ai sondaggi ci abbia aiutato perché a questo punto abbiamo anche fatto delle scelte magari controcorrente, ma le abbiamo fatte. La battaglia per l'autonomia su tutti, il fattore chiave per il grande consenso trasversale, ma non solo, secondo Zaia. La partita della Pedemontana, le Olimpiadi, Milano-Cortina, il tema dell'UNESCO del Prosecco, le riforme sanitarie e molto altro ancora. E poi c'è il dato politico, nei primi 3 posti 3 governatori della Lega, Zaia, Federiga e Fontana, nei primi 5 posti governatori del centrodestra, contando i neoletti Marsilio in Abruzzo e Solinas in Sardegna. Non era mai accaduto che il centrodestra facesse l'unplane tra i primi 5. Per trovare il centrosinistra bisogna aspettare il 6° posto, con Bonaccini, Emilia Romagna e Rossi, Toscana, al 7° posto. 9° posto invece per il governatore del Lazio e neo segretario nazionale del PD Nicola Zingaretti, che però aumenta di quasi il 6% rispetto alla sua elezione ed è in crescita. 4° posto invece per un altro PD, quel Vincenzo De Luca, che proprio con Zaia ha battagliato dialetticamente sul tema autonomia. E noi siamo orgogliosi di essere veneti ed è giusto che i veneti siano rispettati, perché i veneti pagano le tasse, lavorano e mantengono l'Italia. La cronaca con un furto messo a segno ieri sera intorno alle 22 in un'abitazione di Conegliano. I banditi hanno sfondato il vetro blindato di una porta-finestra e una volta all'interno dell'abitazione hanno rubato monili in oro e passaporti. Poi con un flessibile hanno tentato di aprire la cassaforte senza però riuscirci. I padroni di casa non erano presenti al momento del furto. Indaga ora la polizia che sta visionando le telecamere per risalire ai responsabili. E potrebbe essere stato un rigurgito a provocare la morte di un neonato di 2 mesi. Siamo ancora a Conegliano. Dramma nella notte tra sabato e domenica a Conegliano, dove un neonato di appena 2 mesi è morto, forse a causa di un rigurgito, mentre dormiva nella sua culla. Ad accorgersi che il piccolo non respirava più, mamma e papà che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Giunti nell'abitazione i sanitari del SUEM hanno cercato di rianimare il piccolo, ma gli sforzi purtroppo sono stati vani e il cuoricino del bambino ha smesso di battere poco dopo all'ospedale di Conegliano. Un dolore insopportabile per i genitori che hanno altri 2 figli. Nelle prossime ore verranno eseguiti alcuni riscontri diagnostici per stabilire le esatte cause del decesso, anche se sembra che fatale per il neonato sia stato un rigurgito. Un dramma che ha sconvolto tutto il quartiere dove la famiglia di origini straniere vive. E lutto nel mondo del calcio trevigiano, la società e l'intera comunità di Montebelluna sotto shock. Il presidente Marzio Brombal si è sentito male durante la partita del figlio, trasportato in ospedale da un altro papà, è morto poco dopo. Era
andato a vedere la partita del figlio 14enne, aveva esultato per il gol del ragazzo, poi l'emozione della vittoria per i giovanissimi del Montebelluna. Doveva essere una domenica di festa, i calciatori erano andati a cambiarsi negli spogliatoi, in un attimo si è consumato il dramma. Marzio Bromballe, 71 anni, presidente del Montebelluna Calcio, stava parlando con un altro papà e attendendo che il figlio si cambiasse. Ad un tratto si è sentito male, ha sentito un forte dolore al petto. Il genitore con il quale stava parlando lo ha caricato in macchina e lo ha portato in ospedale. I medici hanno fatto l'impossibile per strapparlo alla morte, ma il presidente non ce l'ha fatta. Forse un aneurisma la causa del decesso. Era stato lui a prendere 6 anni fa in mano il calcio Montebelluna e a risollevarlo. Quest'anno la società avrebbe festeggiato il suo centenario. Una tragedia che ha colpito l'intera comunità, dove il 71enne era molto conosciuto. Appena presa la notizia, tutti i dirigenti della società si sono precipitati in ospedale per stringersi alla moglie e al figlio. Sabato prossimo la prima squadra scenderà in campo con il lutto al braccio. Parliamo adesso di dipendenza da gioco d'azzardo, mentre nella Marca i casi crescono di anno in anno, più 15% dal 2015 al 2018, parte proprio dal Trevigiano un disegno di legge per regolamentare a livello nazionale l'installazione di slot machine e videopoker. Il fenomeno della ludopatia purtroppo è in aumento, ha dei costi sociali altissimi, dobbiamo agire subito e in modo efficace. E se 2/3 dei comuni della Marca si sono già dotati di apposite ordinanze per cercare di arginare il dilagare della dipendenza da gioco d'azzardo, proprio a firma di una parlamentare trevigiana, il sindaco di Sernaglia della Battaglia Sonia Fregolent, arriva in Senato un disegno di legge perché le regole in fatto di apertura e gestione di locali e sale da gioco con distanze minime dai luoghi sensibili, orari e vetrate finalmente trasparenti vengano uniformate ed estese all'intero territorio nazionale. Parte da Treviso perché a me piace pensare che ci sia una sensibilità maggiore rispetto al resto del territorio e quindi come su altre cose siamo stati comunque in prima linea, così io credo che possiamo essere d'esempio anche a livello nazionale su una buona prassi che potrebbe diventare effettivamente legge nazionale. Il senso dell'iniziativa di oggi è quello di dire siamo consapevoli di quello che possiamo fare come comuni, molto di più si può fare a livello anche di Stato attraverso una normativa che renda uniforme su tutto il territorio la gestione e la modalità di gioco e di accesso a questi punti di gioco. 310 nel 2015 i pazienti in cura per ludopatia al SERD dell'ULS 2, nel 2018 sono saliti a 354, uomini sposati con un impiego stabile tra i 35 e i 50 anni, ma anche pensionati e tra loro molte donne. C'è anche una particolare adesso presenza di adolescenti, giovani adulti che si affacciano comunque ai servizi perché sostanzialmente un po' il gioco sicuramente delle scommesse online e poi comunque nuovamente le VLT, cioè le videolottery, che attraggono effettivamente la persona. Da qui lo sforzo dell'ULS 2 di ampliare la possibilità di agganciare più situazioni di disagio possibili, basti pensare che a oggi viene trattato al SERD solo il 4,5% del bisogno potenziale del territorio. I giocatori a rischio superano i 30.000, per intercettarli partirà a breve un sistema di richiesta di aiuto online. La maggiore riservatezza dovrebbe spingere più soggetti a farsi avanti. Ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, tra poco. Di nuovo in diretta, ancora la cronaca, un 25enne senegalese è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e oltraggio a pubblico ufficiale dagli agenti della questura di Treviso, che lo avevano notato insieme ad altri 2 giovani muoversi con fare sospetto in centro città. Fermato, portato in questura, addosso aveva 60 pastiglie di un medicinale il cui principio attivo è inserito nelle tabelle ministeriali dei medicinali con effetti stupefacenti. Il farmaco infatti, se assunto in determinate modalità, provoca effetti del tutto simili all'eroina. Il giovane è stato appunto, come detto, denunciato.
Restano gravi le condizioni di Stefano Mazzoleni, direttore d'orchestra, che a pochi minuti dal termine del concerto commemorativo del bombardamento di Treviso si è sentito male. Il 57enne rimane ricoverato a Treviso in prognosi riservata. Il malore è avvenuto al Teatro Comunale Mario del Monaco in occasione appunto del concerto del 7 aprile. Il noto direttore d'orchestra ha improvvisamente accusato un importante malore poco prima di risalire sul palco per dirigere l'ultimo brano in scaletta. Immediatamente soccorso dai presenti, comprese moglie e figlia, dopo essere stato stabilizzato sul posto, è stato trasportato all'ospedale Cafoncello, dove ora si trova ricoverato, come detto, in prognosi riservata. E a Treviso si è tenuto, come ogni anno, si sono tenute le commemorazioni per il bombardamento del 7 aprile, cerimonia che si è svolta senza tensioni, malgrado le polemiche della vigilia. Onore ai caduti! Ai piedi della scalinata dei 300 la deposizione della corona in memoria delle 1600 vittime. Intorno, malgrado le polemiche della vigilia, l'annunciata presenza di Casa Pound, la commozione composta dei trevigiani che non dimenticano quei 7 minuti di orrore, il bombardamento della città il 7 aprile del 1944, un venerdì santo di morte e devastazione. Ed è una delle emozioni più grandi da sindaco, parlare con queste persone che ti raccontano la loro paura, la loro tensione, la loro ansia, quegli attimi dove con le loro famiglie sono scappati, gli attimi successivi dove sono ritornati nelle loro case per vedere come erano prese, e gli attimi ancora successivi dove hanno fatto la conta di chi c'era e chi non c'era più. Il sindaco Mario Conte ricorda la messa sabato sera alla Madonnetta a Santa Maria del Rovere per i 123 bambini morti quel giorno. Oggi, dice, sarebbero donne e uomini, nonne e nonni, e anche se la loro tragedia non è scritta sui libri di storia, deve essere da monito. Oggi noi abbiamo la possibilità di sganciare altri tipi di bombe e quindi noi non dobbiamo fare gli stessi errori che sono stati fatti 75 anni fa. Ognuno di noi si faccia un esame di coscienza, perché le bombe non sono solo quelle belliche, si possono sparare delle bombe anche verbali o altri tipi di bombe che possono fare altrettanto male. Il corteo si sposta in piazza alle 13.05, la campana della torre civica rievoca con i suoi rintocchi i 7 minuti che hanno sconvolto Treviso. Una pagina di dolore, viva in chi l'ha vissuta direttamente, come questo trevigiano che aveva 6 anni e abitava in via Cornarotta. Lì mi è morta infatti una sorella di 5 anni e mio papà è stato mutilato di un braccio. In quella circostanza ci sono stati in quella zona, in quella torre, una decina di morti. Famosi caccia, Iga incomincia alle 12:30 e il bombardamento è iniziato all'1. Ma qui che la prova a scappare via e da tocca andare nei famosi rifugi fatti dei mattoni forati dove sono morti tutti. Io ero piccolissima e ero in carrozzino e so che mia madre è scappata con me in carrozzina e mia nonna e sono scappati, sono andati a Roncadelle. Treviso ricorda 75 anni dopo perché ricordare è un dovere. Ha sempre un senso perché sono morta troppa gente. Morta troppa gente. E siamo allo sport con il basket, non si ferma il cammino vincente della De Longhi Treviso in vista dei play-off. Ieri vittoria 81-64 a Ravenna. Sudata ma meritata, d'altronde era un parquet tabù, era appunto per la prima volta in un lustro di A2 Treviso riesce a espugnare il campo di Ravenna, centrando la 10ª vittoria consecutiva tra campionato e coppa e certificando uno stato di salute notevole. Secondo posto confermato in classifica e squadra che gira e che aggredisce. Lo fa fin da subito con un primo quarto da 22-14, cifre bissate nella seconda frazione, prima che il meccanismo si inceppi nel terzo quarto.
terzo quarto di blackout nel quale Ravenna si rifà sotto chiudendo la frazione 21-14 che rischia di costare caro alla De Longhi. Ma Barnett, Alviti e Tessitori, i migliori in campo, riportano Treviso in carreggiata nell'ultima parte della gara. Ancora una volta la differenza sta sotto i tabelloni, 42 rimbalzi a 26 nel computo totale. Una 10ª vittoria da gustare per il tabù sfatato e un messaggio chiaro in vista dei playoff. Siamo in chiusura, vi ricordo l'appuntamento subito dopo di noi con 20:10 in studio Alessandra Moretti del Partito Democratico e Roberto Ciambetti della Lega, e poi a seguire alle 21:15 come ogni lunedì in prima serata torna Ring, la politica alle corde, ospiti in studio Erika Baldin del Movimento 5 Stelle, Alessandro Bisato del Partito Democratico, Sergio Berlato di Fratelli d'Italia e Gian Antonio Darè della Lega. È davvero tutto, ora previsioni del tempo, grazie per averci seguito, buona serata a tutti. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Ben ritrovati al meteo. Sulle nostre regioni quella di martedì 9 aprile sarà un'altra giornata caratterizzata dal maltempo a causa di una nuova perturbazione di passaggio. Ma vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto avremo condizioni di tempo molto instabile con piogge piuttosto diffuse, localmente anche di moderata intensità. Temperature minime tra 8 e 11 gradi, massime comprese invece tra 15 e 18 gradi circa. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Andrà meglio al mattino, tuttavia con cielo molto nuvoloso. Dal pomeriggio precipitazioni frequenti via via più diffuse col passare delle ore. Temperature minime tra 8 e 12 gradi, massime oscillanti invece tra 14 e 17 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Maltempo anche sulla nostra regione con rovesci e temporali diffusi su tutto il territorio. Temperature minime sui 9 gradi, massime comprese tra 15 e 16 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.